Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Avete mai sognato di immergervi nella Venezia del Settecento tra feste sfarzose e intrighi amorosi? Immaginate di visitare Venezia e di perdervi la bellezza di un palazzo barocco, ricco di affreschi e di storie affascinanti. Un vero peccato, vero? Ebbene, a Canareggio sorge un palazzo che vi lascerà a bocca aperta, Palazzo Labbia. Un gioiello del barocco veneziano. Al suo interno vi aspettano i capolavori di Giambattista Tiepolo, le storie di Antonio e Cleopatra, affreschi che raccontano di passione, epiche battaglie e intrighi di potere. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, così da non perdere neanche un video che uscirà prossimamente. E condividi il video per preservare nel tempo questo capolavoro della nostra Italia. Abbiamo potuto visitare questo palazzo durante le giornate di primavera organizzate dal FAI. Devo dire che è stata una visita interessante, non solo perché è la sede RAI regionale del Veneto, ma soprattutto perché scoprire questo palazzo ti fa fare un vero e proprio viaggio nel tempo. Un'esperienza da non perdere per gli amanti dell'arte, della storia e della bellezza. Questo palazzo è stato costruito tra il XVII e il XVIII secolo dalla famiglia Labbia, originaria di Gerona, Spagna, che furono iscritti al patriziato veneziano nel 1646. Grazie alle loro immense ricchezze costruirono questo palazzo sfarzoso, dedicandolo alla cultura e all'arte. Il fulcro di Palazzo Labbia è senza dubbio il Salone delle Feste, un trionfo di affreschi del maestro Giambattista Tiepolo. Realizzati tra il 1746 e il 1747, la narrazione principale ruota attorno al ciclo di storie di Antonio e Cleopatra, una vera e propria esplosione di colori e movimento che cattura l'incontro dei due personaggi ad Alessandria d'Egitto. La scena del banchetto di Cleopatra amaglia con la sua opulenza e sensualità, mostrando la regina che seduce Antonio col suo fascino e la sua magnificenza. La tecnica virtuosistica di Tiepolo, con pennellate fluide e colori vibranti, crea un'illusione di profondità e movimento che rende gli affreschi di Palazzo Labbia un capolavoro assoluto del barocco veneziano. Un'esperienza immersiva che trasporta i visitatori nella magnificenza del Settecento, tra intrighi amorosi e sfarzose celebrazioni. Nel corso degli anni, Palazzo Labbia ha ospitato feste sontuose, incontri di alta società e persino una delle più belle feste del XX secolo, organizzata nel 1951 dagli allora proprietari. Tra gli illustri ospiti c'erano i duchi di Windsor, Salvador Dalì e Winston Churchill.
questo video su questo palazzo sia stato interessante. Speriamo che questo palazzo venga preservato nel tempo, dato che purtroppo è stato messo in vendita dalla RAI, e sia in qualche modo utilizzato per un uso culturale pubblico. Noi come al solito vi ringraziamo di aver guardato il video. Ricordate di iscrivervi al canale per sostenerci in maniera totalmente gratuita e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Vi diamo appuntamento alla prossima avventura. Ciao a tutti!